Chiudiamo perché vogliamo aprire. Protesta anche a Venezia, come in tutta Italia, dei centri commerciali per tornare a riaprire nei fine settimana. Alta l'adesione. Sulla sanità ci sono state polemiche inutili. La mortalità nella nostra regione è la più bassa del nord Italia, a dirlo il direttore generale della sanità Luciano Flor. Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, oggi l'incontro tra i presidenti di regione e il viceministro Morelli, presto il nome del commissario che gestirà l'evento. 1000 slot di vaccinazioni per il prossimo fine settimana messi a disposizione dall'ULSS 3 per gli operatori sanitari che ancora non si sono fatti vaccinare. Domani giornata di manifestazioni e scioperi dei trasporti con ACTV e lo stop di tram e vaporetti dalle 10 alle 13 in prefettura, presidio dei lavoratori del Casinò. Caorle, primo e unico comando di polizia locale in Italia a dotarsi del poliziotto algoritmo che predice crimini e assembramenti, affiancato dall'alto dal drone. Lo sport, il basket, quarto posto, terzo per punteggio dell'Umana Reyer che chiude la regular season con la vittoria fuori casa contro Reggio Emilia per 65-71. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. In primo piano di questa edizione veneziana la protesta, shock dei centri commerciali, tanti i negozi all'interno delle gallerie commerciali che oggi in segno di protesta contro le chiusure dei fine settimana hanno abbassato le saracinesche. Questa è la situazione in uno dei luoghi simbolo, la Nave de Vero. Chiudiamo perché vogliamo aprire. Questo è il motto dell'iniziativa promossa in tutta Italia dalle associazioni del commercio per dire no alle chiusure nel fine settimana, abbassando le saracinesche per circa 15 minuti. Anche il centro commerciale della Nave de Vero ha preso parte all'iniziativa con un'adesione del 75% circa dei negozi all'interno. La Nave de Vero rappresenta un motore economico e un presidio occupazionale strategico a livello territoriale e garantisce tra occupazione diretta e indotto più di 1000 posti di lavoro. I centri commerciali ormai da oltre un anno vivono in un clima di forte incertezza che è aggravato ancora di più dalle stringenti misure con cui il governo impedisce a migliaia di attività commerciali di lavorare nei fine settimana, ovvero nei giorni più importanti in termini di ricavi e fatturato. Quindi per questo abbiamo aderito all'iniziativa e vogliamo la riapertura immediata nei weekend dei centri commerciali. Sono 780.000 i lavoratori delle 1.300 strutture commerciali integrate presenti sul territorio nazionale che vivono nell'incertezza dall'esplosione della pandemia e che da subito si sono organizzati per garantire la sicurezza sanitaria all'interno. Vengono rispettati i più alti standard di sicurezza. Siamo dotati di decine di postazioni per il lavaggio delle mani, la distanza di 1 metro viene rispettata, ci sono continui messaggi e in caso di affollamenti anomali possiamo tranquillamente contingentare gli ingressi e quindi mantenere sempre una situazione di assoluta sicurezza e garantire che vengano rispettate le norme anti-Covid. Le associazioni del commercio si augurano di poter avere dalle istituzioni risposte certe e tempestive per rimettere in moto un comparto tra i più danneggiati dalla crisi. Questo quindi uno dei fronti caldi dell'emergenza economica derivante dalla pandemia e su questo aspetto particolare chiediamo la vostra opinione. Riaprire i centri commerciali nei weekend, questo il sondaggio di questa sera per Ring, la trasmissione di prima serata condotta in studio dal vice direttore Ferdinando Avarino. Se sì, è giusto riaprire i centri commerciali, il numero è quello verde 0422 1626 691, se no non è giusto, il numero è quello in rosso 0422 1626 690. Come sempre la chiamata è gratuita, se sentite occupato non preoccupatevi, il nostro sistema registrerà puntualmente la vostra telefonata. Veniamo ai temi del Covid e a uno dei tanti fronti polemici, di polemica anche politica in materia. Sulla
sanità, dice Luciano Flor, numero 1 della sanità regionale. Ci sono state polemiche inutili, la mortalità nella nostra regione è la più bassa del nord Italia. Sentiamolo. Abbiamo avuto polemiche inutili. La macchina del servizio sanitario regionale, che ha 60.000 operatori nella sanità, ne ha altri 30.000 nelle case di riposo. Si sono fatti 4. Luciano Flor è diventato direttore generale della sanità del Veneto nel dicembre del 2020, in uno dei momenti critici della pandemia, e rivendica con decisione l'impegno di un'organizzazione sanitaria che ha compiuto e sta compiendo uno sforzo immane in un'area come il nord Italia tra le più colpite dal coronavirus. Se noi prendiamo l'Emilia Romagna, la Liguria, il Piemonte, la Val d'Aosta, la Lombardia, il Trentino Alto Adige, e il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, sono 8 regioni. Sono le 8 regioni, le sole 8 regioni che hanno mortalità superiore al 0,20%. Di queste 8 regioni la mortalità più bassa ce l'ha il Veneto, che ha 0,22%. Non serve fare studi o pubblicare studi o fare ricerche. Dividi la popolazione per i morti, hai morti ogni 100.000 abitanti. Se questi sono i dati totali, secondo Flor non è corretto parlare di un caso veneto nei decessi in una vicenda complessa come l'incidenza di una pandemia che si muove con modalità di cui non c'è ancora completa certezza. Che il Veneto abbia avuto l'ondata a novembre-dicembre e qualche regione confinante l'abbia avuta 2 mesi prima o 2 mesi dopo, come me lo spiega chi sa tutto? Noi abbiamo oggi metà ricoveri di molte regioni italiane, Piemonte, Toscana, Lazio, Campania, la stessa Emilia Romagna, la Toscana, sono martorizzate anche oggi rispetto a noi, pur in calo di incidenza. Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, oggi a Verona un importante vertice che vi abbiamo trasmesso in diretta tra i presidenti di Regione e il vice ministro Morelli, confermati gli investimenti, presto un commissario per la gestione dell'evento. Ricordo che sul miliardo di euro che già abbiamo in mano, per le infrastrutture, 325 milioni sono dedicati al Veneto. Tra queste ricordiamo la variante di Cortina piuttosto che la variante di Longarone e altre opere. Dall'altro c'è il tema delle infrastrutture sportive, sui quali abbiamo già 145 milioni. Una torta da 11 miliardi di euro spalmati su 60 opere, strade, autostrade e palazzetti dello sport. La cifra astronomica la dà per la prima volta il vice ministro alle infrastrutture Alessandro Morelli, ospite questa mattina in Fiera Verona, per portare a battesimo la società che di fatto traghetterà i territori protagonisti dell'evento sportivo più atteso all'obiettivo Milano-Cortina 2026, con un progetto di sviluppo infrastrutturale, anche tecnologico e di rete viaria. Innanzitutto fare queste Olimpiadi, quindi diciamo che dobbiamo innanzitutto snellire ancora di più la burocrazia, pensare per esempio alla Pedemontana, che è un'opera importantissima per il Veneto, per tutte le regioni del nord-est, e quindi noi stiamo lavorando perché questo obiettivo venga perseguito nel più breve tempo possibile. Abbiamo perso tempo, ora serve correre la squadra, ingrana la marcia, confermata la gestione commissariale per la realizzazione più efficace e snella delle opere. Oggi siamo in una situazione nella quale 60 opere sono già state commissariate, altre 30 saranno commissariate nelle prossime settimane, la dimostrazione che appunto questa norma, il codice degli appalti, è un codice che assolutamente non è coerente con le necessità di questo Paese. Gli fa eco il governatore Luca Zaia. Si deve andare avanti, però le opere si realizzano solo se si danno poteri straordinari commissariali, altrimenti in questo Paese prima arriveranno le Olimpiadi e poi le opere. Intanto i primi 25 milioni per il Veneto sono già stati stanziati da ANAS per la variante di Longarone, la strada per Cortina. L'incontro a Verona questa mattina perché proprio all'Arena si terrà la serata conclusiva delle Olimpiadi. E approfitta il governatore Zaia dei microfoni per dare l'ultimo aggiornamento sulla situazione epidemiologica a poche ore dell'incontro fissato per il pomeriggio con il governo. Non c'è il rischio di passare in zona arancione. Oggi abbiamo una riunione importante con il governo. Il Veneto chiede che si valuti ovviamente il tema della soppressione del coprifuoco.
Riunione che tra l'altro è in corso, possiamo vedere anche dall'ANSA, si va verso il ricalcolo del rischio delle regioni, ricoveri e ci saranno poi 3 step di incidenza. Quindi sul tavolo c'è la revisione di 2 indicatori in particolare, come chiesto dalle regioni, l'R/T ospedaliero e l'incidenza dei casi di infezione da Covid. E a proposito di Covid ci sono degli aggiornamenti anche da parte dell'ULSS 3 Serenissima, che offre 2 opportunità agli operatori sanitari del territorio che non si sono ancora vaccinati. Sabato e domenica al Pala Expo abbiamo messo a disposizione 1000 slot dedicati, ha detto il direttore generale Contato, a questi operatori che non hanno ancora aderito al vaccino, il cui elenco è stato redatto e verificato tra azienda sanitaria e competenti organi regionali. L'ULSS 3 ha inviato una comunicazione scritta. Stiamo quindi ricevendo le controdeduzioni di coloro che hanno un fondato motivo per non aderire. Allo stesso tempo ci mettiamo a disposizione di quegli operatori che decidono di ricevere il vaccino anche attraverso questa convocazione dedicata. Il decreto legge del 1° aprile si rivolge infatti, ricorda l'ULSS 3, a tutti gli esercenti, le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. Sciopero del trasporto pubblico con presidio in campo Manin domani a Venezia. La CGIL commenta anche le lunghe code ai vaporeti che si sono registrate nel fine settimana, mentre decine di dipendenti ACTV vengono tenuti in cassa integrazione. Verona chiude il bilancio del 2020 con 2,5 milioni di attivo. C'è un problema se Venezia invece chiude con 39 di disavanzo, e sicuramente il problema non è il costo del lavoro. E allora va capito qual è il problema e come questo problema va finanziato. E partendo dal paragone tra i bilanci del trasporto pubblico a Verona e a Venezia, che lo sciopero indetto da CGIL e USB per mercoledì mattina in Laguna si tinge nuovamente di tematiche locali. Questo perché a livello nazionale lo sciopero riguarda il rinnovo del contratto collettivo, ma a Venezia inevitabilmente tiene banco anche la disdetta dei cosiddetti accordi integrativi, al momento congelata, ma che comporterebbe un robusto assottigliamento delle buste paga dei dipendenti. Ci sarà un presidio dalle 10 alle 13 presso Campo Manin, ovvero 2 passi da Caffar City, il cuore della politica veneziana, quindi parleremo dal cuore di Venezia al cuore della politica veneziana per chiedere sostanzialmente alla politica quale futuro per la nostra azienda, visto che si sta facendo pagare un conto a mio avviso troppo salato ai lavoratori. Rispetto al muro contro muro tra VM e ACTV e organizzazioni sindacali che ha caratterizzato l'inizio della vicenda, sembra ora intravedersi qualche timido spiraglio di luce, grazie anche alla mediazione della prefettura. Il 4 maggio uno spiraglio c'è stato, ma troppo poco. Noi ci aspettiamo che queste disdette finalmente vengano ritirate il più presto possibile e si possa ragionare molto sulla turnazione e sui servizi che dobbiamo essere in grado di dare alla città. Proprio su turnazione e servizi da dare alla città, gli assalti ai vaporetti dell'ultimo fine settimana a Venezia, con la città invasa da decine di migliaia di visitatori, hanno un motivo, dicono la CGIL, e potevano essere evitati. 50 lavoratori in cassa integrazione sabato, più di 80 in cassa integrazione domenica. Se è questa la quantità di servizio che l'azienda vuole dare ai veneziani, i veneziani sono avvisati. Sempre domani mattina, ma in Campo San Maurizio, in prefettura, dalle 10 del mattino ci sarà un presidio contro il fermo del settore del gioco legale che va avanti da ottobre del 2020. C'è preoccupazione sia per la tenuta delle aziende che per la continuità occupazionale. Il gioco legale va riaperto in sicurezza all'appello dei sindacati. Sul nostro territorio desta enorme preoccupazione la situazione del Casinò di Venezia, che occupa circa 600 lavoratori, cui si aggiunge l'indotto per un totale di circa 1000 addetti. Le conseguenze economiche e sociali in assenza di autorizzazione alla riapertura rischiano di essere devastanti, così CGIL e Cisle Will che aderiscono al presidio di domani mattina in Campo San Maurizio. La cronaca ci porta a Favaro Veneto invece per una storia che fa discutere.
Ha giocato centinaia di migliaia di euro, ma tutte le entrate le ha nascoste quando si è trattato di chiedere il reddito di cittadinanza. Una 55enne di Favaro Veneto ora è a processo per aver indebitamente ottenuto il beneficio introdotto dalla legge del 2019. All'udienza l'INPS si è costituito parte civile. A suo dire la donna al gioco avrebbe soprattutto perso, ritrovandosi poi senza soldi. Per la procura invece una vincita al gioco è comunque un reddito, anche se poi lo si perde, e non dà quindi diritto ad accedere all'aiuto. Il caso è emerso da un controllo a campione della Guardia di Finanza tra i beneficiari del reddito di cittadinanza. Le indagini sono state coordinate dal pubblico ministero Buccini, che ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio della 55enne. 2 i capi di imputazione che le vengono contestati: la richiesta del reddito di cittadinanza senza averne appunto diritto e l'omissione dell'effettivo reddito familiare. Sul litorale orientale arriva il poliziotto algoritmo che predice crimini e assembramenti. Caorle, primo e unico comune in Italia dove un comando di polizia locale lancia l'iniziativa. Caorle è il primo comune in Italia a dotarsi del poliziotto di intelligenza artificiale. Si tratta di un algoritmo che predice, quindi anticipa, con 60 minuti di vantaggio, possibili furti o rapine o comportamenti vietati, come ad esempio gli assembramenti, permettendo alla polizia locale di agire tempestivamente per evitare il realizzarsi di situazioni di alto rischio. La sperimentazione riguarderà il contrasto preventivo di assembramenti, rumori molesti, furti, truffe, accattonaggio, oltre a diversi comportamenti vietati, e verrà posta in essere grazie ad un innovativo meccanismo ideato da un'azienda partenopea. Ad affiancare il poliziotto di intelligenza artificiale per la sperimentazione, che durerà un anno, il drone ad infrarossi, che da oltre un anno e mezzo viene utilizzato dagli agenti della Municipale di Caorle specialmente, ma non soltanto, contro i reati di tipo ambientale, specie lungo le zone della Brussa, Valle Vecchia, Falconera e lungo i Casoni. Già impiegato inoltre nei controlli dall'alto nel primo periodo della pandemia, risulta di grande utilità anche nel monitoraggio dei danni di erosione delle spiagge, come quelli del 12 novembre 2019, o sversamenti di idrocarburi sul fiume Livenza, consentendo un controllo più efficace del territorio e una migliore gestione delle risorse a nostra disposizione. Un anno di eventi per la rinascita di Venezia, ma puntando su un turismo di qualità. Sono stati presentati nel corso di una videoconferenza in occasione della Beat Digital Edition. Venezia deve rialzarsi e per farlo ripartire a 360 gradi. Le iniziative messe in campo dal Comune sono numerose, sia in occasione dei 1600 anni, sia per attrarre e valorizzare un turismo che avvolga tutto il territorio. L'imperativo per il rilancio è quello di limitare per quanto possibile i visitatori cosiddetti mordi e fuggi e puntare su coloro che sono disposti a trascorrere alcuni giorni in laguna. Le armi a nostra disposizione sono molte e sono legate soprattutto alla grande offerta culturale della città. Penso ai musei, penso alle istituzioni culturali, penso a tutte le attività di racconto e narrazione della storia di Venezia, ma penso anche al nostro territorio. Un turismo esperienziale, il turismo esperienziale sarà uno dei trend dell'epoca post-Covid. La gente vorrà fare esperienze, vorrà farle all'aria aperta, vorrà farle in luoghi meravigliosi come possono essere la nostra laguna, le nostre isole, vorrà scoprire l'artigianato di qualità. A tutto questo va data una risposta di sistema, una risposta di sinergia tra il pubblico e il privato. Ho visto in questo periodo a vari livelli, tutte le persone, gli enti di promozione, le associazioni di categoria, tutta l'amministrazione ha lavorato in silenzio per programmare questa ripartenza e sicuramente sarà una ripartenza alla grande, perché tutti noi siamo pronti per accogliere chi volesse venire a visitare la nostra città. Tra gli eventi in campo la Biennale Architettura e la seconda edizione del Salone Nautico. Il turismo nautico, il turismo ci interessa moltissimo quel tipo di turismo perché garantisce un'alta qualità di permanenze e mette in moto un'economia molto ampia e molto profonda anche di lavori legati alla nautica. Si torna poi a parlare di contributo d'accesso. Il ticket che i turisti pendolari dovranno pagare per visitare la città era infatti già stato posticipato al 1 gennaio 2022. Ora ci sarà un nuovo rinvio.
Continuiamo a parlare di turismo. Venezia è sicura. Il video è già diventato virale via social con dediche da tutto il mondo per una speranzosa ripartenza. Idea nata dalla disperazione, racconta l'imprenditore che l'ha generata. My name is Dani. I'm recording from London, UK. Just to let you know that Venice is finally safe to be visited and the locals there will be overly happy to welcome you all. Buongiorno, Venezia, città bella e sicura. Dalla Grecia alla Sicilia, passando per Londra e la Slovacchia, tutto il mondo, buona parte di esso, si è mobilitato e si sta mobilitando in queste ore via social media per dire che Venezia, la città da sempre tra le più turistiche a livello planetario, è sicura. Idea decollata da un imprenditore macedone che da anni, con grandi sacrifici e dedizione, ha fondato la sua attività lavorativa proprio a Venezia. È lo stesso imprenditore a spiegare l'origine del video, diventato già virale. L'iniziativa nasce ricevendo tante chiamate da tutto il mondo dicendo come Venezia, se è una free Covid o una città sicura. È nata l'idea, perché non chiamare queste persone in quale abbiamo dato le garanzie che Venezia è una città sicura, di poter fare la loro testimonianza. Persone solo in apparenza lontane, ma nella realtà magicamente connesse grazie allo straordinario amore per Venezia. Dobar den, Venezia è sicura. Venezia este in sicurezza. Venezia è безопасный город. Venezia, città straordinaria e sicura. Venezia, città in ginocchio dopo questi 15 mesi di crisi economica e sociale e che con le sue attività chiede vengano poste le basi della sua rinascita e riqualificazione. E quindi grazie a questo video riceviamo un sacco di chiamate e prenotazioni per Venezia. Venezia è bezpieczna. Venezia è sicura. Venezia è sicura. Venezia è sicura, ripartiamo tutti insieme con fiducia. Dal turismo allo sport, il basket, quarto posto, terzo per punteggio dell'Umana Reyer che chiude la regular season con la vittoria contro il Reggio Emilia. L'Umana Reyer chiude la stagione battendo Reggio Emilia fuori casa con un risultato finale di 65-71 al termine di un match condotto per 40 minuti, arrivando ad avere anche 28 punti di vantaggio. Gli Orogranata chiudono così la classifica alla pari con Virtus Bologna. Questo terzo posto a pari merito, proprio la parola pari merito descrive quanto grande è stata la nostra stagione regolare in un anno veramente difficilissimo. Sono molto orgoglioso dei ragazzi. Stasera siamo andati in campo perdendo oltretutto anche Clark, facendo un'altra grande partita. Chiudiamo questa stagione, questa seconda parte con 13 vittorie su 16 partite, un rollino di marcia veramente clamoroso. Potevamo veramente aspirare forse anche al secondo posto, ma credo che questo sia un risultato e un premio al lavoro di tutto lo staff. Ora però si attende la parte più difficile con il back-to-back al Palasport Aliercio giovedì e venerdì. Incontreremo ancora Sassari, che è come noi una grande squadra, ma ripeto, sono veramente molto contento di quanto i ragazzi abbiano fatto in questa seconda parte. Se penso a tutti i problemi che abbiamo avuto, a tutti gli infortuni, lo ripeto, entrare nelle prime 4 e soprattutto garantirsi appunto il quarto posto, ma il terzo per punteggio è veramente un grande premio per quest'anno di sacrificio. In ultima battuta vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Ring, in studio con Ferdinando Avarino, Vanessa Camani del Partito Democratico, Marco Bonet, giornalista, collega del Corriere del Veneto, Alberto Villanova della Lega e ancora Lucio Zanato, il nostro Lucio Zanato, Antonio Dallabelli, imprenditore, Giorgio Polegato, presidente Coldiretti Treviso, Giorgio Cecchetto, imprenditore. Ring che si occuperà, come vedete, anche del tema dei centri commerciali che oggi hanno protestato in maniera eclatante. Riaprire i centri commerciali nel weekend, ovviamente attendiamo la vostra opinione ai numeri che vedete in sovraimpressione. L'appuntamento quindi questa sera a Ring a partire dalle 21:15. Da Venezia e dal veneziano è quindi tutto anche per questa sera. C'è il meteo, buon proseguimento di serata. Benvenuti
Benvenuti al meteo. La perturbazione si allontana lentamente dall'Italia, lasciando però sul nostro territorio ancora qualche strascico di instabilità. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 12 maggio. Sul Veneto scenario decisamente variabile, la nostra grafica infatti ci mostra che avremo molte nubi, specie fino al primo pomeriggio, ma anche alcune possibili schiarite soleggiate, precipitazioni inizialmente diffuse, poi via via più sparse. Temperature minime tra 8 e 13 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 16 e i 21 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui piogge ovunque, con il passare delle ore fenomeni in diradamento e qualche parentesi più asciutta. Temperature minime tra 11 e 13 gradi, massime sui 17-19 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà un po' differente, con il maltempo che accompagnerà di fatto la giornata di mercoledì. Temperature minime intorno agli 8-11 gradi, massime infine sui 20-22 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.